chiedo a chi sa qualcosa oppure magari sarebbe proprio il top, il massimo, a colui che o a coloro che hanno compiuto questo furto di almeno, non dico di ridare le canne perché se sono state vendute non si possono più ridare indietro, ma almeno di far sapere qualcosa. Manuel Copertino è l'organista della chiesa di San Trovaso di Preganziole e di San Marco Evangelista in Ronzinella, a Mogliano, le due parrocchie prese di mira dai ladri. Nella prima, martedì scorso, sono state rubate 19 canne nell'antico organo ottocentesco. Dalla seconda, invece, ne sono sparite 20 in una serie di colpi che sarebbero stati commessi in più giornate, probabilmente sempre di venerdì, quando la chiesa rimane aperta. Le canne mancano qui in questi buchi, diciamo, a cui basta sfilarle, si possono portare via tranquillamente, sono in una lega di stagno e piombo e possono valere tranquillamente, se ben tenute e soprattutto ben fatte, anche 200 euro l'una, soprattutto nell'organo antico dell'altra parrocchia. Mancano qui e anche dall'altra parte. 1.000-1.200 euro il valore economico delle canne rubate. Si fa sempre più concreta l'ipotesi che possa trattarsi della stessa banda che ha colpito anche in almeno 2 parrocchie del Veneziano e a Bologna, ladri che sapevano esattamente cosa portar via. Se fosse stata un'altra persona avrebbe portato queste qui che sono completamente in stagno e non si sarebbe interessato delle altre, infatti mancano note specifiche. Tra le ipotesi, quella che chi ha rubato le canne possa rivenderle o assemblarle per creare uno strumento ex novo da mettere sul mercato a prezzi anche elevati. In passato dalla chiesa di San Marco Evangelista erano state rubate 2 statue, mentre le scorse settimane si erano verificati atti di vandalismo con il danneggiamento della pedaliera dell'organo che almeno fino ad ottobre non sarà utilizzabile, costringendo gli organizzatori a rinviare i concerti che erano in programma tra ottobre e novembre. Però non si può fare niente appunto fino a quando non verrà sistemato. Addirittura è stato rotto il motore e le canne di legno del lato dell'organo erano manomesse.